Ciao, un saluto da Sea Tales. Oggi andremo a Venezia in barca. Vi invitiamo a seguirci e a godervi l'escursione con noi. Visiteremo l'Arsenale e i padiglioni della Biennale di Architettura, il tutto in compagnia degli ospiti dei Camping Villages Mediterraneo e dei Fiori e dell'infaticabile Sabina. E ora a bordo! La traversata della laguna in barca è una delle esperienze più belle che possiamo consigliare. La maggior parte dei turisti raggiunge Venezia in auto o in treno. Noi, oggi, arriviamo a Venezia come si è sempre fatto nella storia, ovvero via acqua. Siamo pronti ad iniziare la visita all'Arsenale, lo storico cantiere navale. Nelle sue fabbriche furono realizzate le imbarcazioni che assicurarono per secoli il dominio della Repubblica Serenissima sul Mediterraneo. L'imponente sito militare aprirà per l'occasione le proprie porte in esclusiva per gli ospiti dei Camping Village dei Fiori e Mediterraneo. Stiamo entrando nei padiglioni della Biennale di Architettura, una tra le più antiche, importanti e prestigiose rassegne internazionali d'arte e architettura contemporanea al mondo. La mostra quest'anno si intitola Reporting from the Front e si snoda lungo un percorso espositivo dal padiglione centrale all'Arsenale, includendo 88 partecipanti provenienti da 37 paesi. Di questi, 50 sono presenti per la prima volta e 33 sono gli architetti under 40. Entriamo a dare un occhio. Siamo sulla via di casa. È stata una giornata intensa ma ricca di emozioni, fascino e tanto divertimento. Un saluto da Sea Tales e dagli ospiti che ci hanno accompagnato nell'escursione. Ciao!